Signori, bentornati in una nuova serie. La serie in questione, che è un gioco che vi avevo detto appunto che sarebbe stato a sorpresa, il gioco è Mafia 1, la remastered del primo Mafia del 2002, sempre se non erro con le date. Signori, ovviamente vi invito a lasciare un like e mezzo in questo video, supportate la serie perché raga sarà incredibile. Raga, io su Mafia, io su Mafia, facciamo delle robe allucinogene. Detto questo, per chi magari non conoscesse come le nostre serie vengano svolte, magari chi è nuovo al canale, sappiate che le serie verranno fatte seguendo la storia principale, forse qualche missioncina secondaria se magari forse nei primi episodi più che altro, dopodiché noi seguiremo la storia, io non vi romperò i coglioni durante i dialoghi, quindi la storia, per chi vuole godersi la storia, se la gode. Allo stesso tempo tutto il gameplay sarà formato da tante di quelle cazzate e divertimenti che comunque vi faranno passare il tempo anche se non siete fan del genere o comunque non siete fan di questa tipologia di giochi. Detto questo, iniziamo una nuova avventura incredibilistica. La difficoltà la facciamo difficile. Per i giocatori che vogliono una sfida intensa, i nemici sono più pericolosi, la polizia interviene più spesso, sull'interfaccia appaiono meno indicatori. Perfetto, qua fatto, avvia. Io tutti i giochi raga li faccio difficili, solo di Stalker mi cagherò addosso a fare il prossimo. Comunque, filmatino. Godetevi raga la storia perché questo qui è un gioco proprio che ha una bella storia. Dai, lo so che state pensando al povero Gabbiano. Mamma mia, pure graficamente, raga. Guarda qua. Mamma mia, raga. Ci spacchiamo qua. Di treni a carbone, quelli devono mettere su Warzone, non si sentono. Che bello, raga, cazzo. Ma dove, cioè, dove è ambientato? Cioè, che sono gli anni 50, anni 40? Guarda qua, là va, facci mafioso, chi sto guardando lì. Sei Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. È da solo? Nessun agente verrebbe qui, a parte gli ispettori sanitari. Cosa le porto da bere? Soltanto il caffè, grazie. Vuoi favorire?
No, grazie. Come preferisci. Allora tu al telefono hai detto di avere una proposta per me. Sì, esatto. Se vuoi offrirmi soldi facili, hai chiamato il poliziotto sbagliato. Non sono in cerca di collaborazioni. Bene. Perché non ne ho. Nemmeno per un caffè. Ah. Ma ho molto altro da offrire. Ti ascolto. Da quanto è in città? 3 anni. Mi sono fatto le ossa a Empire Bay. E le affidano il caso Morello? Senza pensarci. A quanto dicono i giornali, sì. A te che importa? Che sfortuna. Il caso ormai si troverà a un punto morto. Cos'è? Vuoi dire che hai una pista? Già, potrebbe essere. E come ti aspetti che ricambi, eh? Dei soldi forse? O magari l'immunità? Non proprio. Ho persone da proteggere. Ah, la famiglia. Il classico tallone d'Achille. Di chi si tratta, eh? Mamma malata? Mogliettina? Moglie e figlia. E nessuno vuole guardarti le spalle. Non sarei qui altrimenti. Peccato. Papà diceva sempre che gli amici sono importanti in questo mondo. Certo. Beh, nel mio mondo non funziona così. La cosa non mi sorprende. Ascolta, non posso prometterti nulla per la tua famiglia finché non mi dici quello che offri, perciò vuoi parlare oppure preferisci aspettare che arrivino a te? Crede che stia fuggendo? Oh, non ho dubbi, Tommy, Gesù, ma guardati. Sei a pezzi, non chiudi occhio da giorni. E a forza di guardarti le spalle ti è venuto anche il torcicollo. Ecco come la vedo io. C'è qualche pezzo grosso che ti dà la caccia e non si darà pace finché non sarai a mollo nel fiume. Esci da quella porta senza di me e entrambi sappiamo che non farai molta strada. Ma se avessi l'accortezza di rimanere e raccontarmi la tua storia, magari potresti vivere abbastanza da accompagnare tua figlia all'altare. In ogni caso, credo che mi toccherà offrirti un caffè. Cristo, non capisco come ho fatto a finire nei casini. Dio mio, fatti 2 domande. Non lo sa mai nessuno fin quando non è troppo tardi. Ma non credo tu lavorassi come maestro d'asilo. Bravo. No. Facevo il tassista negli anni 30. 1930, un'offerta che non si può rifiutare. Che bello, raga, però, eh? Queste storie intriganti, gente che nella merda. Lavoravo di notte perché si guadagnava meglio. Il mio turno era appena finito quando incontrai Poli e Sam. Oddio, ce l'hanno quell'accento bello, eh? Tirate su, Poli! C'è un taxi qui! Andrà tutto bene! Sbrigati! Forza! Ah, ci siamo Dove ritrovati. andiamo? Lontano! Veloci! Buon uomo, dammi un po' di tempo. Ti tengo Oddio, sotto tiro. che ha la Se ci sensibilità. prendono siamo morti, ma tutti perché un buco in testa. Ok, vi preso. Va bene. Dove cazzo devo Invece andare? lei, guida. A Non caso. importa, dobbiamo Chi segnare. abbiamo dietro? Oddio. Ma che abbiamo dietro? Per ora una, ma ne arriveranno altre. Siamo nella merda, siamo nella merda. Mi è venuta un'idea. Cos'è? Ah, ma. Oddio. Ah, oh, vabbè, ma già l'abbiamo eliminato. Non azzardarti a fare domande. Dobbiamo attraversare il fiume. Prendi il Giuliani Bridge. Come S per rallentare? Il cazzo che rallenta. Vabbè, in effetti l'abbiamo seminato, sti cazzo. Mamma mia, raga. Oddio. Quando arriviamo chiamo il dottore. C'è la sensibilità che è tipo altissima, raga. Io lo chiamo lo stesso. Ehi, che fai, origli? Fatti i cazzi tuoi. Fatti i cazzo todi. Caso vuoi morire? Oddio, scusami. Scusami, perdono. Guarda, si Sto frega. solamente portando dove avete chiesto. Ecco, bravo.
Quindi noi ci siamo... Allora, intanto noi siamo Tommy e ci siamo ritrovati così a caso a dare il passaggio a due mafiosi. Dopo aver attraversato il ponte. Inizio a stancarmi delle tue domande. Minchia, che bello, raga. Attenzione. Mi raccomando, ragazzuoli, 2 like per questa serie almeno. Almeno 2. Eccone altri. Merda! Merda, a posto di blocco. F per speronare. Ah, così di prepotenza. Oh, guardalo lì. Le scorciatoie per seminarli. Vai dove te pare, ma levaceli di torno. Dove cazzo vado? Perdono, prendo di qui, buon uomo. Così. Vabbè, ma non sanno guidare. Li abbiamo seminati, no? Ah, non tutti. State proprio No, ho sul sbagliato, cazzo ho sbagliato. questi qui, A volte i compagni d'affari litigano. Avete sentito? A volte i compagni d'affari litigano. Solo che non veda più sorgere il sole. Io non ho sentito proprio niente. Oddio, passo da qui. Vabbè, comunque passando da qua praticamente distruggiamo sempre una macchina. Dio mio, non hanno angolo di sterzo, buon uomo. Allora, devo cercare di raggiungere l'ultima scorciatoia per togliermi l'ultima macchina dai coglioni. Guarda come Oddio, oddio. Ci speronano, ci speronano. Subito col freno a mano. No, no. Oddio, signorina, si tolga. Si tolga, buon uomo. Succederà un casino. Oddio, ma l'hanno fredato. Attenzione. Devono aver sparso la voce. Ne arrivano sempre di più. Non dureremo a lungo se non torniamo nel nostro territorio. Dobbiamo rientrare in fretta. Ok, dove cazzo è il nostro territorio? Buon uomo. Si tolga. Ok, ho il ping. Devo fare una manovra. Guardalo lì. Vai. Mamma mia, c'hanno l'accelerazione dei Flintstone. Queste macchine fanno cagare, ragazzi. Vede che sono macchine vecchie. Oh cazzo. Accelera. Stiamo andando a 40, raga, voglio dire. Tieniti No. forte e prega. Che culo. Non l'avevo mai fatto. Neanche io. Ok, vai all'Italy. Subito. Non abbiamo finito. Calmati, buon uomo. Lei è con me a combattere. Non me l'aspettavo. Oddio. Chiudi il becco. Minchia, raga, ho preso un palo, stavamo morendo tutti. Cioè, abbiamo superato sparatorie, bordelli, speronamenti. Prendo un palo. Avevo freddato 3 persone qua, me compreso. Ci siamo, mamma mia, raga. Accosta di fronte a quel bar. Il locale di Salieri. Sì, quello lì. Aspetta qui. Perché? Lo vuoi ricevere un regalino dal dono oppure no? Certo, qua si ha un po' l'ansia, no? Perché dice o escono e mi sparano per non lasciare testimoni, oppure veramente mi danno un compenso. Nel frattempo noi fumiamo. Ma già che mi guardano, raga, immaginate l'ansia, la tensione di un tassista così. Guarda con quale espressione il buon uomo. Immaginavo. Ah, Un piccolo compenso per il servizio e i danni subiti all'auto. Così siamo a posto. È più che sufficiente, grazie. Bene. Don Salieri vuole che tu sappia che ti è riconoscente. Se ti servisse qualcosa, come un prestito, oppure un lavoro onesto, non esitare a chiedere. Il Don non dimentica gli amici. D'accordo, grazie. Un'altra cosa. Questa storia rimane tra noi. Se ti chiedessero del denaro, l'hai vinto a poker. Mentre i danni alla tua macchina che cazzo vuol dire? È pieno di hai buchi. sbandato per non investire una vecchietta. Sì, è la vecchietta, è uscita una K47 Sì, certo. e ha iniziato a sparare la macchina. Buon uomo. Ci vediamo, ragazza. Guarda, vada a fanculo.
È pieno di fori la macchina, raga. Com'è possibile che possiamo dire ho evitato la vecchietta? E chi è che ha iniziato a sparare? Quando vidi i soldi, per poco non mi venne un colpo. Bastavano per i danni. E per comprare un taxi nuovo. Ripensai a Sam e alla sua offerta di lavoro, ma non mi interessava. Avrei guadagnato bene, ma non volevo far parte della malavita. Meglio essere povero e vivo che ricco e morto. Non fa una Quindi, piega. in conclusione, era meglio starne fuori. Ma alla fine c'è entrato comunque, perché sennò non esisterebbe mafia. Niente, capitolo completato, un'offerta che non si può rifiutare. Quindi questo è come è partito tutto il bordello con il nostro Tommy, il nostro carissimo Tommy, aggiungerei. Un uomo in fuga. Dopo la notte con gli uomini di Salieri, tornai a lavorare appena possibile. Ero cambiato. I tassisti hanno fin troppo tempo per perdersi nei propri pensieri e in quelli degli altri. Ehi, tassista! Sì, signora. Che fa? Guida o no? Si calmi, signora, Sempre. moderi termine perché veramente. Si sbrighi, L'unica ho cosa un è che... appuntamento. Ma si sbrighi un cazzo, aspetta un attimo. Io già ci sparo, signore. L'unica cosa, raga, i comandi, perché c'è la sensibilità veramente altissima. Oh, molto meglio. Allora, signorina, lei già ci sta scassando i baddi, Alla eh? posta. Alla chiesa di San Michael, diretto. Ok, partiamo con la macchina. Allora, adesso, d'ora in poi... Sto sempre attento. Allora sarebbe il primo. Signora, si tolga, se no ma minti sutta. Guarda, guarda, ma vada a cagare. Come una stella? Oddio, ho già una stella. Ma no, Arriva perdona. questo frastuono! Non riesco a pensare. Cosa? Ma come trovate il responsabile? Ma si è messa davanti alla strada la signora. Ma perché sempre io mi caccio nella merda, raga? Io non lo so. Merda, c'è una pattuglia. Ma tua madre. Abbiamo una stella già a caso. Perché si metteva la signora davanti. Ma mica è colpa mia se lei è coglione. Vi stavo dicendo comunque, raga, che adesso dobbiamo stare anche molto attenti a rispettare il codice stradale, perché comunque ci sarà la polizia e quindi dobbiamo anche rispettare i limiti di velocità e le varie situazioni, se no, come Si vedete, ferma lì, vicino ci al inseguiranno. Comunque siamo arrivati. Dai signora, scenda. Siamo arrivati. St. Michael. Sono 30 centesimi. Le suggerisco vivamente di smettere di fumare nel suo veicolo. Sembra di stare in un posacenere. Ma perché non si fa i cazzo so? Certo, come vuole. Ma guarda, ma posso investirla proprio con... Italiani sono tutti uguali. Signora! Ma che bello pure il caricamento. Sì, ma io non pensavo, raga, rompe i coglioni, ti stimola. Poi siamo in un gioco così e quindi io posso fare il cazzo che voglio, no? Comunque, allora, setaccia le strade di Lost Haven. Bene. Quindi noi abbiamo il nostro taxi, raga. Il gioco penso sia ufficialmente iniziato. Quindi siamo negli anni 30, per come ho capito. E guardate quanto cazzo è bella la città. Noi che guidiamo i veicoli. Ma c'è la prima persona? A volte non si sa mai. No, aspetta, con me scendo dal veicolo, posso fare tutto il cazzo che voglio. Ma posso combattere, posso fare delle robe. Forse ancora no. Bello. Buono. Vediamo cosa dicono le persone. Lei cocca a piede. Cazzo, guarda. Non posso freddarti che non so i comandi. Oddio. Troveremo modi alternativi. Attento a dove vai. Che lei invece mi sa che non sta tanto attento, eh. La vedo un pochino in confusione, anzi in convulsione. Ma comunque andiamo avanti. Guarda che belli, raga, queste stradine strette così, dove sicuramente commetteremo tanti di quegli omicidi e attentati in un modo incredibile. Che bello. Guarda lì con quanto fascino, raga. C'è la polizia davanti, meglio non fare i fenomeni. Quindi dato che c'è la polizia davanti, raga, proveremo a fare una curva così. No, non ha, vabbè, ma la macchina va a 30, cazzo vuoi derapare? Buongiorno, buon uomo. Devo dargli il passaggio? Dove la porto, buon uomo? Taxi Simulator. Al museo, in fretta, per favore. Ma perché siete tutti così scortesi? Io sono tanto educato. A rilassarsi. E a lei che importa? Niente. Era solo per parlare. Guarda, Pago per guidare, pensi a quello. la pago per guidare.
Ah, mea! Ah, lascia che entro un rico io. ha reso la gente più pigra. Hanno tutti una scusa per oziare. Il problema è che non c'è lavoro. Il lavoro c'è sempre. Basta saperlo trovare. Ho capito. Lei si dà da fare. Non ne vedo tanti di recente. Avevo previsto questa cazzo di recessione. Ho venduto prima del botto, quindi sì, mi do da fare. E oggi si dà da fare guardando vecchi quadri. Ho un incontro di lavoro con un mio collega e comunque non è roba che la riguardi. Quando avrà un lavoro vero forse capirà anche lei. Quando avrà un lavoro vero. Cioè, ma guarda sto figlio di puttana. Mi viene di prendermela con quello con la moto, guarda. Bella, tra l'altro, che c'è la motocicletta. Io, raga, onestamente non ho mai giocato al primo Mafia, cioè a quello originale. Quindi perciò per me è tutto nuovo. Per me non è un remake, per me è un gioco nuovo a sé. L'unico che ho giocato Mafia è Mafia 3. E penso che poi col tempo, se questa serie vi piace, li porteremo un po' tutti. Si tolga! Qua c'è la polizia ed è meglio fare i bravi e rispettare il codice stradale. Guardalo lì. Ne ho abbastanza, vado a piedi. Ok, oh, vaffanculo, vado a piedi, siamo arrivati. Autisti di questa città. Ma che cazzo vuoi? Sono qui. Oggi carico soltanto degli stronzi. Avanti un'altra. Ma appunto, cioè, ma voglio dire, ma minchia se lo Signorina, dimmi che lei è gentile perché sennò veramente mi butto in un fiume con tutta la macchina. Grande. Dove la porto? Devo lasciarmi davanti al municipio? Davanti al municipio. Ma siamo già arrivati praticamente, signorina. Va bene, la porto qui. Eccola qua. Addio mio, ma lei paga un taxi per attraversare la strada? Ma come cazzo è combinata? Ma le pare? Buona giornata. Che cazzo vuole questa? Vuole scendere che c'è la signora incazzata con la vita? Si taccia le strade. Bene, vediamo se abbiamo altri obiettivi. Mamma mia raga, però quanto è bella, una città viva. Proprio bella, proprio bella. Qua c'è un altro passaggio, qua c'è un collega. Collega, buongiorno. Come si suona il clacson? Ma vaffanculo, ho spento la radio, che culo, con 4. E saperlo prima, raga, 2 ore che mi sento questa musica di merda. Buon uomo, salga veloce, c'è la persona incazzata. Aspetti, signorina. Cudda macchina in merda. Cazzo, ha un aspetto orribile. Un altro che rompe i Lavoro dalle coglioni. 5. Lei che scusa è? L'alcol. Ma non mi dica. Dove la porto? L'Italy. Sulla 21ª. Oddio, Facciamo così. la polizia che mi Io non suona. dico agli sbirri quanto ha bevuto e lei non gli dice se supera il limite. Affare fatto. D'accordo. Perfetto, vedi che abbiamo trovato un accordo. C'è la polizia, rallentiamo che il limite era 40. Madonna mia. In teoria posso fare L e mantenere questo limite, vedete? In modo che non vado a superare il limite della velocità della strada, vedi? In questo modo sappiamo che siamo sempre a regola. Ma noi ce ne stiamo fottendo e andiamo a 190 se possiamo. Guardala lì, la della patta della vita, mamma mia. Perfetto. qui all'angolo. Perfetto, scenda. Mio cugino ha un locale proprio dietro l'angolo. Quando vuole, dica che la manda Lucio. Senza problemi, ok? Ah. Grazie. Ci penserò. Perfetto, questo è stato l'unico gentile. Sarà che era ubriaco e da ubriachi siamo tutti un po' più simpatici. Vediamo che cosa succede adesso. Stiamo vivendo un po' quella che è la vita del nostro Tommy. Oh! Gesù, ma che... Oh! Ehi amico, ti ricordi di me? Oh! Ah sì? Che cazzo? Oh! Il signor Morello è Oh. contrariato. Non conviene aiutare gli sgherri dei Salieri. Ora ti insegno io. Così capirai chi comanda in città. Specialmente quando non camminerai per un po'. Mi piace. Sarà divertente. Prendiamolo. Ma che cazzo? No, vabbè, raga. Oddio. Oddio, ma questi hanno le pistole, buon uomo. Adesso capiamo tutti. Praticamente il clan, cioè gli altri mafiosi, quelli i nemici, diciamo, i rivali di Salieri, quelli che abbiamo aiutato col taxi, sono incazzatissimi perché noi li abbiamo dati una mano. Guardalo lì. Mi fanno un po'. Questa è la fase di tutorial, raga. Sì. No, no. Oddio, mi stavano mettendo sotto. Buon uomo. Mamma mia, come schifo. Quello che un po' ci introduce al gioco, ci fa capire un po' com'è. Stiamo vedendo. Almeno, non so se a voi piace, ma per me è fantastico sto gioco. Oddio. Vai qui, gira, gira, svolta, svolta. Scavalca tutto. Guarda, è più veloce di Warzone.
Oddio, buon uomo, si levi dai coglioni. Scavalca, scavalca. Guarda. Ma... No! Come va, ragazzo? Dino, Lu! Siete qui per incontrare il Don? No, noi vorremmo parlare con quel tassista lì. Davvero? Sì. Sapete che è l'autista preferito del Don? Qualsiasi cosa dobbiate dirgli, riferite a me. Lamenti così, eh? Allora ascoltami, perché non ce ne andremo a mani vuote, te l'assicuro. O forse potesse non andarvene affatto, che dici? Ok, bene. Si vede in giro, eh? Andiamolo. Beh, grazie. È il minimo. Forza, andiamo a salutare il Don. Don Salieri? Sì, gli piacerà questa storia. Mamma mia, raga, ma è tanta roba, sia per storia che per gameplay. Questo è il Don? È lui? Ah, abbiamo finito, abbiamo finito. Vediamo che cosa succede adesso. Una festa infuocata. Mi sa che è lui, raga. Tu assettete, tu. E il tuo nome, ragazzo? Thomas. Thomas Angelo, signore. Frank dice che hai avuto problemi. Sì, signore. Il mio taxi è ridotto abbastanza male. Morello l'ho mandato a cercare dopo che ci ha aiutati. Con questo taxi tu ci campi? Sì, signore. Vedi, io mi sento responsabile. Ti concederò un piccolo prestito, così sistemerai il tuo taxi. Lo apprezzo molto, signore, ma non voglio risarcimenti. E che ci facciamo qui? Voglio dare una lezione ai bastardi che l'hanno sfasciato. Hai sentito, Frank? Il ragazzo mi chiede il permesso di salire sul ring. Sì, ho sentito. Ok, Tommy Angelo. C'è un bar frequentato dai gorilla di Morello. Poli lo conosce. Tutto chiaro, capo. Bene, vai lì assieme a Tommy. Vicino a quel bar c'è un parcheggio dove lasciano le auto. Voi gliene ammaccherete qualcuna. Manderete a Morello un messaggio. Non renderà la vita difficile al mio quartiere senza alcuna conseguenza. Grazie mille, signor Salieri. Non la deluderò. Ah, Tommy. Quando rientrerai, discuteremo del tuo futuro. Qui non ti conosce nessuno. Quindi fai il bravo, ok? Certo. Va bene, non ti preoccupare. E siamo qui. Praticamente. Aspettate ancora un po'. Chi è il novellino? Allora. Tassista, ci stiamo dando una mano. Accompagna il capo in macchina. No, tranquillo, non ti sostituisci. Tranquillo, non c'è. Sto aspettando. Ah, vai a cagare. Il capo dice che non Signori, sei ancora pronto per chiedere il pezzo. noi per questo Che ci primo vuoi episodio ci salutiamo Non qui capisco che perché problema ha con abbiamo me. fatto un bel po' di cose, Che abbiamo fatto dovrei diciamo fare quella che è per- la fase di tutorial Ma ed è insomma, questo non qui il chiedi, motivo per la cui risposta siamo potrebbe non entrati piacerti. diciamo nella merda. Però penso che Don Salieri, chi è che è, penso ci aiuterà e comunque se noi entriamo a far parte di questa organizzazione gli romperemo il culo personalmente a quei bastardi lì che ci hanno inseguito. Detto questo ragazzi io vi invito a raggiungere 3 like stavolta e niente, noi ci vediamo nel prossimo episodio con Mafia. Ciao belli miei.